Buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Treviso 1. Apriamo con un'ampia pagina sportiva. Vittoria meritata per il Treviso che ieri ha battuto l'Entella. Ora la squadra di mister Zanin è prima a un punto dal San Marino. La cronaca è di Nicola Brillo. Vittoria per il Treviso che ieri ha battuto l'Entella 2-1 dopo una bella prova. Le reti per il Treviso sono di Spinosa e Torromino. Lenzoni invece ha segnato per l'Entella. Un primo tempo combattuto che inizia già al primo con Perna, tiro ribattuto. Al settimo è Torromino a provarci da fuori con il destro, ma senza successo. Al 14° destro di Staiti, la palla finisce alta. 3 minuti dopo è ancora il giocatore dell'Entella, questa volta la palla è fuori. Al 19° si fa vedere Bandiera, prova il destro da fuori, la palla finisce alta. Ancora Staiti al 23° con il destro, Campironi para in 2 tempi. Sinistro debole invece di Lenzoni e Campironi blocca. Al 43° Lazzaro allunga con la punta in area, Campironi senza problemi. Il Treviso si fa vedere al 45° con Ferretti che prova il destro da 20 metri ma finisce alto. Il secondo tempo si apre ancora con Ferretti, azione personale, sinistro e fuori. Sul ribaltamento di fronte è Ciorcià in mezzo, Visentin salva sulla linea. Ancora Staiti da fuori e la palla finisce a fil di palo. Cresce il Treviso al 65°, Torromino fa tutto da solo ma il tiro finisce alto. Il gol è nell'aria e arriva al 72°. Diagonale di Spinosa dal limite, imparabile per il portiere del Virtus Entella. Il raddoppio 4 minuti dopo, assist di Perna per Torromino che salta anche Faraoni e mette dentro la palla. Al 79° la rete del Virtus Entella, Staiti per Ciorcià, cross in mezzo e Lenzoni anticipa tutti.